Abbiamo rischiato di vincerla, però in qualche situazione, soprattutto in palla inattiva, abbiamo avuto qualche difficoltà. Loro avrebbero potuto fare, specialmente alla fine, in 2 situazioni potevano fare gol. Però diciamo che siamo stati bravi a rimanere sempre equilibrati, abbiamo provato a vincere la partita perché non ci eravamo sicuramente accontentati del pareggio. È stata una buona prova, diamo continuità ai risultati, non abbiamo preso gol, quindi è comunque una prova positiva a prescindere dal passaggio del turno. Corsino ormai ha dimostrato di essere affidabile anche in più ruoli, anche perché ho già giocato in un ruolo non suo, parliamo di Nicolò, perché Corsino Gianmarco oggi l'abbiamo tenuto a riposo. Lucchese anche era già un ragazzo che stava con noi l'anno scorso. Diciamo che tutti i ragazzi noi cerchiamo di tenerli tutti in considerazione, perché poi abbiamo bisogno di tutto e ci sarà bisogno di tutti, quindi sicuramente sono di affidamento e oggi hanno dimostrato questo. Sono contento perché finalmente è riuscito a mettere un po' di minutaggio nelle gambe, mettersi in campo, quindi per noi era già importante questo, che lui ripigliasse, diciamo, confidenza con il campo. Adesso serve soltanto un po' di tempo che gli dia la possibilità di prendere la forma migliore. Affrontiamo una squadra attrezzata per vincere il campionato, quindi una squadra molto forte in tutti i reparti, quindi sarà una prova dura, sarà una prova difficile, però ci faremo trovare pronti. L'importante era passare il turno, era un obiettivo che avevamo in mente, ce l'abbiamo fatta. Io da tanto che non gioco, quindi poi ho avuto dei problemi dopo il ritiro, quindi ci vorrà un po' di tempo, ma sto lavorando e spero pronto essere almeno al 50% per poter dare una mano a questi ragazzi. Il mister niente, mi ha solo chiamato per entrare e basta. Quindi adesso pensare subito a sabato, che è una partita molto difficile, diciamo che è uno scontro importante che vogliamo portare a casa. Non c'è stato niente di diverso, la gente, il pubblico, il resto, il calcio è un'emozione, è una passione, quindi è bello e le emozioni le vivi in qualsiasi categoria giochi. Prima mi devo mettere a posto, poi una volta che sono a posto fisicamente cercherò di dare qualcosa in più per poter arrivare a dei obiettivi importanti, alti. Speriamo di riuscirci.